Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno dall'atelier dei carri allegorici del Pitocco di Mezzogoro. Perché siamo qua? Siamo qua per presentare l'edizione 2022 dei carri allegorici a taglio di Po. Daniele, quando sarà e cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno per questione Covid, siamo riusciti lo stesso grazie anche ai ragazzi di Mezzogoro e ad alcuni amici carristi che verranno, siamo riusciti a fare la manifestazione di taglio di Po che sarà il 27 marzo. E speriamo tutto possa andare per il meglio, che tutti possano essere presenti e non ci siano di nuovo altre restrizioni che bloccherebbe di nuovo tutto, però speriamo di no. Esatto, la speranza c'è di farlo in maniera regolare, ecco. Ecco, posso chiedere ai tuoi ospiti, allora noi siamo, ripeto, a Mezzogoro, nel vostro atelier, nella vostra officina, voi lavorate tutto l'anno per fare un sacco di carri che poi girano dappertutto, poi tra l'altro li vendete, quindi... Sì, praticamente sì, praticamente girano. Ma in quanti siete di questo gruppo? Ma circa, dipende dalla volontà e dalla voglia e dai lavori. Ci troviamo delle sere in 20, delle sere in 10, delle sere in 5 e anche in 40. Se ci sono delle cene ci siamo tutti. Bravo. Anche 100. Anche le mogli, esatto, o i mariti. Esatto. Anche più di 100. Esatto. Noi abbiamo fatto un po' di riprese, abbiamo anche intervistato un vostro collaboratore, quindi con qualche segreto. Allora premetto che non hanno voluto che riprendessi i carri perché vogliono che siano a sorpresa quando poi sfideranno. Non mi vogliono dire tante cose perché io ho provato a chiedere ma il meccanismo come funziona e me la mina dit perché sono egoisti, ma comunque sono straordinari. Complimenti a voi e naturalmente auguri al successo a taglio di Po per il 27 marzo. Il 27 marzo. Grazie ancora. Grazie.